Eccoci qua! Vi siete divertiti il primo tempo? Lui ha detto che non può uscire se non ci facete un applauso forte. Allora, perché sono da solo qua? Per raccontarvi un aneddoto, ma prima di fare questo vorrei, da parte vostra che siete un pubblico ricco di sentimenti, salutare alcuni personaggi che ci sono venuti a onorare. Per esempio il grande figlioccio di Mario Merlo, Gino Polese. Ti puoi alzare, Gino? Un applauso. Poi abbiamo Enzo Mauro, che si alza. Enzo Mauro, dove sta Enzo? È scomparuto Enzo Mauro. Facciamo un applauso comunque. Eccolo là. Un altro cabarettista, un parente mio, bravo, showgirl, il grande Savio Morelli. Facciamo un applauso a Savio, alzati Savio, eccolo là. E poi abbiamo colui che anche con un'età magistralmente ha fatto uno spettacolo qua alla grande, Gabriele Canfora. Gabriele, alzati, l'applauso anche per te. Alfonso Cevite, eccetera. Perché? Allora vi spiego, noi nasciamo artisticamente come imitatori, va bene? Poi ci è voluto il tempo, piano piano siamo diventati cabarettisti e comici tipici della nostra regione. Però in questo momento, in questo teatro, avvolgiamo un attimino il nastro, ok? E giochiamo con delle imitazioni, quindi su questo palco si esibiranno molti personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione, dello sport, che sicuramente voi ricorderete, ok? Vi ricordate quando per esempio questi personaggi, il salottino che vedete alle mie spalle, sono personaggi che solo quando si apriva su un salottino di questo personaggio capostipite della Mediaset, comandava lui, Canale 5, ero il padrone di tutto e solo da lui potevano arrivare personaggi di questo calibro, ok? Quindi attraverso il suo salottino noi ascolteremo e vedremo tutti questi personaggi. Non lo vado a presentare, facciamolo fare a colui che non c'è più, ma è stato un re della televisione, Mike Bongiorno. Ricordate, faceva: amici ascoltatori, allegria, è vero, dal Teatro Parioli in Roma, in questo caso Teatro Alfieri, Maurizio Costanzo Show! Buoni a cena a tutti, a beccicchiati e passi che fatti cantare. Ok? Io ti faccio cose mani e ti metti a passare. Buoni, sono Maurizio Ciaccio. Maria Di Filippi è mio marito e mia moglie. E stasera ricordateci pozza per Peppe. Ragazzi, cosa? Vamo a lavorare oggi, no? Buoni. Cazzo che cazzo. Tutto bene? Va bene. Sabato prossimo inizia di nuovo c'è pozza per Peppe. Ti danno degli ospiti sabato, Sabato c'è Maria, Ci saranno tanti ospiti sabato: Michel Bosè, Platinet, Renato Zero e altri froci. Tutto di più. Poi muoviamo lì, chiamo prima un duetto e mi mangio un pagliarò e poi c'è di dammare. Mi fanno mi lasciano che tu. Io, comparo Pasquale Cuzzolino e Maurizio e l'elettricista. Ti aspetta a casa. Il citofono non funziona, chi ti avviene. Come mai non... Si è chiusa la spina? E non acconciare, compare, non acconciare. Colleghiamoci con alcuni personaggi. Se voi li conoscete, questi personaggi, giochiamo con delle imitazioni con Ciro Caratù. Dall'America, grande coppia di comici, Ricordo che mi ha fatto un piaffare.
Ragazzi, cosa mi state salendo una? Ci dice chi dammi un po' che colle più. Enzo, il mio tecnico, baffo cagino. Nostro figlio. Boni. E che cacchio, non voleva che il budello, vuoi il budello lì. Boni. Andiamoci a collegare con il calcio. Maurizio, minuto per minuto, lo Stato Olimpico di Roma, Sandro Ciocchi, Enrico Ameri da Roma. Benissimo, gentili amici, pertanto sono trascorsi appena 7 minuti e ancora 0-0 tra Napoli e Verona. Il Napoli che cerca di attaccare il settore sinistro e deve essere portata con Bagni, il super Carnevale. Pertanto 0-0, linea Cioppi a Milano. E capisci che parziale di senso, ancora 0-0 tra Milan e Lazio. Si gioca davanti agli spalti gremiti, 0-0 a te Maurizio. E bravo, chi non vuole le qua? Si sta staccando la parte. Un grande attore, grande comico, appicciato e si messini che nessuno è nato. E non si massi cazzo scritto cagò. Da Roma un grande comico con Nino D'Angelo, con il gran Tommasmiliano Bombolo. Buonasera a tutti, pizza, partite e birre, commentatore. Ma che mi sta guardando tutta pigliottata, Maurizio, mi sta qui sempre parolacce. Dove sta Nino? Nino, dove sei Nino? Ma Sanieri, commentatore. Andiamo con le concette, si mette a Vattiano. Che? Allora, vai, andiamo là, vedi, andiamo là. Questa sera, tutti con le mani, arriva da Milano un grande, questo è il teatro, noi facciamo matrimonio, un patino, e fa Sinto Palazzi, e fa no, e fa passi i sogni, vogliamo i soldi, e viva l'euro! E quando è uscito l'euro non so cazzo freno lire. Io e chiedo uno gli anni ancora. Boni, babbuino, Boni. Io volevo sul palco un'altra volta quel giovanotto. Facciamoci un applauso, primo che ha scacciato noi facciamo. Però ti faccio pigliare questo applauso, vai. Come ti chiami? Antonio. Da dove vieni? Fignano. Frignano, siamo sempre noi a Fignano, nel Milano. Che? Ma si arrivano per culo. Che lavoro fai? Benzinaio. Ah, fammi via, no? Benzinaio? Hai capito che cosa è successo con fatto che uno un po' bene, spinava te? Oh, ma ti mangio un moscerico, un po' di coraino, ti spinava te. Cazzo è successo? Ma fammi venire a venire. Sciusci stai la D. Faccio ritirare la patente, perché 0,80? Ma io non ho già bevuto. Lei ha bevuto? Non ho bevuto. Lei ha bevuto? Non hai bevuto. Facci sciopero a mia moglie. Sciopero a mia moglie. 0,80. Lei ha bevuto. Capiniero. Ma questa cosa funziona. Che non bevo. Certo non è possibile. Ne ha figli 10 anni, giusto pure tu. Quando è? 0,80. Certo capire avete ragione, la macchinetta non funziona.
Ma niente, cerchiamo di ma Maria, hai visto? Meno male che mi ha fatto vedere pure creato. Grazie. Sei lì? No, sì che devo prima. Adesso presentiamo un personaggio, io e te. Questo personaggio viene da Milano, ha girato pure i film, un sacco di se mi andavano nella non mi andavano là sotto l'ancio. Vatti a settare. Applauso. Adesso vi voglio in questo teatro tutti con le mani, ok? Grazie fratelli. Da quanto hanno legalizzato la cannabis nelle farmacie, le sto facendo con Moces. 8 bombolone stamattina. Sovrano a Gesù. Se mi vaccinate spagnolo, facciamo un bambino. Con tutti questi guai che succedono, vi volevo invitare con applauso. Mi dico serio, è Torino, a tutti i guai che succedono nel mondo. Fratelli, oggi so capello via di che. Come? No, Donato. Fratelli di Caivano, fratello di Arzano, fratello tutto padre. Se siete d'accordo con me, un applauso a tutte le vittime del mondo e meglio in abbattuto che proprio spinta a Uccano gomito Carlo Carlino, cappicciamo la televisione e vediamo 3.000-4.000 morti come qualche annetto fa, e meglio in abbattuto che proprio spinta a Uccano gomito. Tu hai detto la parolaccia, io ho preso da casa e ho detto la parolaccia. E buscarsi te uno si sotto e ti dice parole. Siete d'accordo con me? Sì. Alzatevi, preghiamo tutti. Vai Enzo. Se siete d'accordo con padre Albertuccio, alzatevi un attimo, che finiscono queste guerre, che ci vogliamo bene, che il virus va via e ci abbracciamo tutti quanti una volta e per tutte. Mi sono invitato alla messa. Padre. Alfonso, fai 2 tiri. Scupettito. Open bis. Pavano Gozist. Dominus, Dominus, Pepperus, Operius. Operius. Siete bravo, Comotaro, allora tu passi fino per l'offerta. Fratelli miei, fratelli di tutti, fratelli di Frato Cucino, dobbiamo pregare. Buonasera. Allora, Ciro, che io giornalista stamattina. Questo è di stamattina, mentre io lo leggevo, ma fa scalpore. Pensa un pochettino, Milano. Ah, ce l'hai già stamattina. Hai letto? Milano, vabbè, lo dico a loro. Marito tradito la lascia. La moglie che fa? Ingoia veleno per topi. Ah, zoccolo. Verona. Disoccupato, si dà fuoco perché non trova lavoro. E a Caivano mi fa cioccolato male. Se la faccio in una dei fatichi.
Senti questa, scandaloso, professoressa, sorpresa a fare sesso in classe con 4 alunni. Che La professoressa sorpresa a fare sesso in classe con 4 alunni? Sapete che vi dico? Sai che ti dico? L'uno va a scuola una dopo. Però pensa che quando il preside è rientrato li ha colti di sorpresa. Sai che hai detto preside quando avevi visto di studiare? Ragazzi, vestiti e uscite fuori! No! E giurito bravo, come dico questo? Scandaloso questo. Sentite un po', Napoli, carcere di Poggioreale. Detenuto, dopo aver sentito la sua condanna, si inchioda il pene al tavolo della cella. Ma esci con cazzo la carcere? Dove si Siete venuti per ridere, quindi facciamo una cosa. Vi ricordate quanti anni fa, molti anni fa, quando si faceva la raccolta? Io dico anche che è pubblicità, a Pasta Barilla faceva la raccolta dei punti, vi ricordate? Quando si accucciavano i punti praticamente si aveva diritto a un regalo, o no? C'è una signora, pensate un pochettino, di Marcianise, questa signora di Marcianise in pratica ha accucciato i punti per tanti anni, accattava sempre Pasta Barilla, anche che non la mangiava. Che è successo? Che praticamente a sta signora non ci è mai arrivato nessun regalo. Questa signora ha fatto delle proteste in televisione, torna a parlare con tutti, ma niente. Lei cosa ha pensato? Quando ha saputo dello spettacolo di Ciruzzi e Bertucci, sapeva che arrivavate in 200 persone. Ha detto: mi date il permesso di venire, perché io voglio che il pubblico sia testimone oculare di quello che io dico. Almeno il Sabaril prende la decisione, perché io ormai mi sono fatto Vicciarella, ok? E quindi che è successo? L'abbiamo invitata, arriva da Marcianise, vuole fare una telefonata alla Barilli in diretta con voi. Applausi per la signora Teresa di Marcianise! Ma ne sai? Sono 13 macinai. E volevo per mai. E non mi abbiamo ci manca camminare. A cittadina che non mi hanno perso il tesoro. Se non vogliono aspettare, ci sono su di poco, fammi aspettare poco, fanno male cose. Al casino non basta. Se di poco, ma fanno male cose, non basta. Tu sei discostumato proprio, come non vuoi? Hai ti su l'autista, si mi sono come cazzo vuoi? La cittadina siete tenate. Mentre che mi stiamo aspettando belli buoni, due corri dopo, per mano ma ci dice una mano a rete, pum! Ma ci ti chi? Ma va che girano vecchi 80 anni, pum! Ci girato un buchetto. Hai tu le pazziane, poi, pazziane. Ho appena mezz'ora una mano, pum! Non voglio dire 18 anni, hai scusate, che scusate, metti pure le mani. E ci fatti i punti la pasta e berrei. E non me ne vado un regalo che esce a coppa pacchi maccherao. Io vogliamo a berrei, annanzi a buiaio. Vediamo. Ciao. Anda, chi ha broi? Siete la broilla? Signori, sono 13 marciani. A ci fatti punti a broilla, non me ne vado un regalo che esce a coppa pacchi materiale. Un regalo? Quale regalo? La caccavallo? Hai te parlato italiano. Ah, caccavallo! E come ti spiego? Ma là passate solo voi? Quell'altra signorina passate ma che?
Quando sentono un regalo, fanno figlio, con cazzo di oro! Pronto, chi è quell'altra signorina della barilla? Sono la signora Teresa Marcellini. Oggi ho fatto un della barilla, non mi è arrivato un regalo che è stato un po' di macchina. Come quale regalo? A caccavallo! Parlate italiano. A caccavallo! Come oggi spiego? Ma allora è stato solo voi! Io sono direttore! Passate voi direttore! Direttore, buonasera! Sono Teresa Marcellini! E che stiate? Oggi fatti un drapperino, un regalo, non mi è arrivato che sta con un pacchi di macchina! Come quello regalo? A caccavallo! Parlate italiano! Come si chiama la caccavallo italiano? Come? Pendola. Pendola? Ah, poi? Padella. Come? A Virova. Ah, come avete detto? La pirofana? No, dico che la cosa che si mette un pesce ai. Come la chiamate? A pirofana. Lui ha chiamato la pirofana che si mette un pesce ai. Lui a Marcianisi che la cosa che si mette un pesce ai, dai a mamma da Era la testimonianza la signora Teresa Marcianise, però io adesso mi domando e dico, quando ci sono degli eventi così, va bene, dove c'è divertimento, dove veramente il sorriso, no? Ci scordiamo un po' dei problemi, va bene, parcheggiamoli, pensiamo perché quando si ride si vive di più, lo dicono i grandi medici, una risata fa campare più assai, quindi penso che state ridendo con Albertuccio alla grande, no? Allora però io mi domando e dico, una manifestazione del genere, non me ne voglio qualcuno che magari è venuto, chi deve venire, perché non può mancare uno dei personaggi più amati della nostra regione. Signori, non ci crederete, pensate che in una settimana ha venduto 3 milioni di copie di dischi, oltre 25 milioni di visualizzazioni su Facebook, Instagram, TikTok. Per la sua popolarità difficilmente cammina da solo, sempre con lui ci sono bodyguard, guardaspalla, c'ha sempre la protezione, perché è diventato popolarissimo addirittura in Europa. Quando ha saputo dell'evento di questa sera, sapeva tutte le persone che venivano a teatro di ogni luogo di Napoli, lui ha dovuto gestire un concerto a Londra, si doveva esibire a Londra, ha lasciato tutto cosa, ha detto no, io devo andare là, ok? Pensate che lui è arrivato con l'aereo privato perché è diventato famoso, tutti quanti fanno self, ma lui è qui con noi, la sorpresa per tutti quanti voi che non sapevate, il neomelodico Gennaro Esposito! A un esame a venuto. Pure creature, oh! Oh. Io non potevo venire, ma ho venuto. Ho venuto perché se non venivo non mi venivano. Ma siccome che mi vedete ho venuto. Sto girando un film e ho fatto un CD che si è dato troppo. Io so veramente. Come? Lui russa, la prima dose. Io ho girato un film, siamo quasi per. Questo film è qua. Ho girato un film. Questo film stavo così, l'ho girato così. L'ho già portato così o così. Io sono giratore di film. Mannaggia la parossa, ma che paga la casa da buscare moglie. Che è successo? Allora la mutanda solo, mi devo fidare. E se mi dà steccata. Faccio la steccata.
Voi conoscete i cantanti Pooh? Conoscete i Pooh? Il mio compare Maurizio lo sa bene. Io sono due voti Pooh. I sono due voti pu. E chi si? O pu. Come caglino quando dice. La vado a Napoli che andavo, torno a Sorrento, ci stavano i poeti. E i poeti si ispiravano, fuori male. Respiravano. Ah, che bella aria fresca. E scrivevano una canzone. Ah, che bella aria fresca. E i poeti mo che scrivono. Era quello con culo calato, che bello culo. E scrivo che bello culo, cadena gamba. Mario Merlo. Lacrima napolitana. Lacrima napolitana sarebbe un guaglione a Napoli. Aveva corno la moglie, se ne va in America. La droga! Allora se sta così, all'Italia, non si è quasi nessuno più. Una volta a Napoli si cantava Torno a Sorrento, Fanesta Vascia, mio socrano, o solo mia. Wow. Io te vorrei passare. Chi non deve che buona, a me te. Come dici, tu. Una canzone. La canzone. Formaggino, Come? formaggino. A me manda Ciro. Che cazzo? Formaggino si dice. Come? Formaggino. Anche formaggino. Come fa? Ah, sei formaggino? Chi sei tu? Sei Filadelfia. Filadelfia, olè! Ho fatto un CD che è 68 forte, dappertutto, il mio CD si titola Tenco Callo in Coppo Per. È uscito in tutto il mondo? No, solo in Coppo Per. Insomma, che sei venuto a fare? Ma faccia una bella Per canzone. cantare! Devi cantare una delle più belle classiche, adatte per questo pubblico napoletano. Ma non Sai mi posso permettere, se Ciro Polesi, ma si mi figura me! che c'entri? Io ti ho presentato come un pilastro della musica. Sai, si va a America, o Giappone, magari. Una volta a Napoli si cantava Torno a Sorrento, Fanesta Vascia, il mio socrano sono me. Questa sera vi canto a voi Una delle più belle, Mare Chiaro. Mari Scura. Direi Mare Chiaro. Era a Mondragone. La Coca-Cola la fanno là. 2 anni fa io stavo in Calabria, un mare pulito. Tenevo un bracciato e non più bracci. Partendo un bracciato, 8 metri di profondità, tenevo un bracciato, ma tu fai un pigliato. La Calabria. All'anno passato a Mondragone. Tenevo a finire un coppio di spalla. 50 cm d'acqua. Magari a tu creato un certo cazzo con andatoria su bella soggia. Cantata da me, suggerita da Ciruzzo, la canzone porta per titolo Mare Chiaro. Mare Chiaro. La conosci? No, Allora facciamo una cosa. Tu rimani qua. Io rimango qua dietro, mi nascondo e ti inculco io e tu ti esibisci, ok? Che fai? Ti inculco io, non ti preoccupare, stai tranquillo. Ok? e allora cantano tu. Te l'hai cantato. Mi metto io dietro di te e ti inculco 2 volte. Poi esce il DLP. Imbecille, inculcare significa suggerire. Chi sta morto? E stupiare, Come fa? Allora vai con passione. Quando sfonda la luna a Mare Chiaro, vai, sto qua. non mi lasciate. Di quando da una volta poi dice, però non parlavo vicino. Quando faccio così da vuota, perché poi non la faccio così. Quando sfonda la luna a Marignano,
allora è spuntato a mare chiaro. Questo? Quando spunta la nostra condizione? Questo chi da molto? Quando spunta la vedrete chi da molto? È spuntata l'una tutto parte, tutto spunta. Hanno poco spuntato di niente per bocca a Ciccarino. Ciao Ciccarino! Plasmo! Vabbè, Se no stavo già dicendo il capriolo. io pensavo che la conoscevi, vabbè. Hai detto quando è spunta una mareggiata? Ha detto sì. Adesso qua metti amore. Pure le pesci non ci fanno l'amore. Signor Polese, già fa pure... Bravo, bravo, vai. Mi posso permesso. Sottofondo. Sottofondo. Ah, lasciamo, ci vediamo. Quando sfonda la luna a Mariano, pure le pesci non ci fanno l'amore. Quindi Marco. Pure le pesci non ci fanno l'amore. Già ce ne scrivo assaggi. Pure le pesci non ci fanno l'amore con le pesci. O pesce fa amore capisci? O pepetien fa amore capisci? A scelle stock fa amore con baccalà. O pesce spada fa amore capisci pistola. A Milanurk siamo una banana. Tua sorella fa l'amore con tutti i pesci. Che parlavo questo? Mannaggia, No, Fate no. mettere a favore a tutti i pesci, andarci no. Sì, ma non capisco questo applauso. E tu saresti il cantante, voglio solo capire, tu fai il cantante. Non ci vuole la musica, che canzone. Hai fatto pure. Sono andato a fare figlio. In questi giorni esce mio figlio. Ho girato un figlio, come ho detto a voi. L'ho girato. Esci in questi giorni. Sì, Donato. Un paio di fatti. Il film si intitola Il Ciccolò. Facciamo la parte dei Ciccolò. Voi conoscete i Ciccolò? Ciccolò, signora Ciccolò, signor Ciccolò. Oh, che fascia il Ciccolò 3 euro? Che Ciccolò bello, eh? Come che Ciccolò? Voi dovete decidere pubblico chi è più bravo tra me e lui a convincere una donna. Non guardate che sono più a chi perché guardate che c'è bello. Rimango. Ci siamo? Ciruzzo e Ciccolò. Albertuccio Gigolò! Ehi donne! Prima tu e Ok. poi io. Poi? Ti togli tu e vado io. Perfetto, poi? Poi me ne vado io e parli tu. Alla fine. Ci andiamo tutti e due sulla busca ma cocco. Mi chiamo Ciro il Gigolò e vengo da Portofino. Sono Petruccio Ciccolò e vengo a Capulicino. Io prima di fare il Gigolò ho avuto una lunga carriera da modello. Pure io. Prima di fare il Ciccolò facevo bidello. Io per mantenermi in forma mangio solo 2 cornetti a colazione. Pure lui. Sciro cazzo, quante mi frase. Lui per mantenersi in forma se mangia un stravo dietro le cornette. Mangia, ti fa bene, polpettone. Una volta una donna, dopo che ha fatto l'amore con me, mi ha detto sorridendo: tu sì che sei un vero gigolò, è stato un piacere. Pure a me. A me una donna.
A me pure a me. Una donna dopo che ha fatto l'amore con me mi ha detto tu sei un ciccolò, ma fa molto piacere. Secondo me la donna è come l'aspirina, all'inizio sembra dura ma poi diventa effervescente. Secondo me non tutte le donne, alcune donne sono come le macchine usate. Sarebbe? Tu quando devi accattare la macchina usata, per andare a Pupac, fai guarda un po' come meccanica. Sicuramente. E così pure la figlia, quando ti tappa il muro, per andare a Pupac la guarda un po'. Ma cosa devo guardare? Con mia macchina, c'è quando in gomma, la carrozzeria, a pochi da pieno, la cavatannanza, la cavatare, 40 km la fatta, la femmina c'ha 20 km c'è. Ma se stai riferendo alla mia, a pochissimi chilometri. Ma dalle parecchi passaggi proprietari. Io ho scherzato con lui, qualche chiletto in più. Certo, ma stai bene proprio. Questo che significa? Pazienza. Ma io te l'ho detto però prima, ma una volta che tu stai riferendo di nuovo a me, te lo devo dire davanti a tutti. Te l'ho svisato là dentro, ci bisanzato, tu devi avere confidenza con il pubblico. Che significa che stai pazziando? Che conoscere le persone non significa che devi pigliare la conferenza. È chiaro come il mio discorso? E poi mi fai incazzare, ma vuoi finire? Andate a chi? Ma un creatore che ne conosci? E conosci a tutto quanto? Fa si cosa come un creatore? Perché tu E ti fai bene discorso, no? E lì gli dici, ma che palle te picchi con? Te l'ho detto pure a Natale. Stiamo facendo sta accoppiata insieme, cerchiamo di fare le cose per bene. tu quando tu mi... No, io te ci fa buttare figura, vuoi vedere che glielo dico a tutti che avete combinato? Vedi così sai rispondere, le creature italiane si comportano come poi si pigliate, poi ci ammara la caramella. A Natale, sapete cosa ha combinato a Natale? Ho detto facciamo questa accoppiata per fare un festeggiamento, auguriamoci un bell'anno bello nuovo, facciamo l'albero di Natale insieme. Ma la cosa è più bella, ma sono passate pochi giorni. Sapete cosa ha fatto questo signore? L'albero di Natale l'ha messo in Dobitei. O fa Natale con me. E me che fa? In Dobitei? Perché l'hai messo in Dobitei? Se lavora la coppa, le fanno a sciacquare e pane. Non devi, vieni qua, vieni vicino a me. Sta confidenza con lui, non te la devi prendere, perché io ti faccio una domanda, no? Tu dici conosci, ma chi ti conosce? Mi mangiate in due piatti suoi. E quando fa mangiare di due piatti? Scende, ora mangi di vicino. Accusi da cuore, non t'accusi. Ma non c'è bisogno che vado da vicino, a cospetto di te o degli studi. Se avresti studiato anche tu oggi saresti più acculturato e lo sapresti che l'essere umano siamo composti dal 70% da acqua. Già tu stai alla gara! Questo qua dipende da persone come te, bello, qualche chiletto in più. Sai perché? Questo qua, guarda. Sai perché? Allora, il gioco del perché? Perché da una solita di quinta. Perché? Non è perché, Ma perché? Perché non dici, te lo dico io? Perché non mazzecchi me questa cosa? O giocano perché? Perché non dici chi è mia sorella? Diglielo a loro. E mia moglie. Mia moglie. Lui è mio cognato. È bucato sopra su. Mia moglie è troppo aglia. Mia moglie quando... Mia moglie...
Mia moglie non è una donna. E che è? Però mi merda. Stanotte siamo andati a cuore e mi manca voce. Siamo andati a cuore e non ci facciamo cacciare. Hanno un po' paura, voleva dire aiuto, ma non però non mi stato, però non mi sceva la parola. Adesso, facevo, non mi sceva aiuto, facevo, all'improvviso città stai venendo, città me ne sto yendo. Ed era il mio melodico Gennaro Esposito, facciamoci sentire. Adesso siamo arrivati al commiato. C'è un ultimo personaggio, però attenzione, poiché questo è veramente teatrale questa cosa, proprio ci troviamo nel luogo adatto, vi vogliamo far vedere come si piangono i morti a Napoli. Ok? Facciamo un applauso! Teatro Alfonso Gemito! Allora, perché voi lo sapete, voglio a Torre del Greco, Torre Annunziata, Marcianise, Pozzuolo, più o meno la parlantina è uguale, ok? Quindi questa cosa è successa realmente nel 1986, ma non voglio andare oltre, ok? Ci colleghiamo direttamente con la signora Adoro Greco come morte. Un applauso alla signora di Torre del Greco, signora! Sono un anni qua signore, facciamo un applauso. Fatto bene la signora. La signora Savanelli, la signora già sta qua. Questo è successo veramente. 1986. 86. Alfonso Gemito, dove sta? Alfonso Gemito. Bambazzissi, cantante, piano bar, orchestra, abbassa che boschi sotto. Passavo cazzo di molte ore vita. Torre del Greco. Un morto in coppa lietta e la vecchia soglieva così. Aveva girato, come in Marcianino. Mamma viene una cosa a me! Si sta all'arianna a seccia. Ciao! Ciao! Sarebbe Ciro, se gli veniva capro lungo. O figlio si chiamava padre, papà! O nipote si chiamava zio, sì, chi cazzo è morto, Tarzan! Arriva una vecchiarella sempre di torre e inizia a fare vicino alla vedova. Madonna, come che stai stipato in casa da? Come, ma che te andavo con buone, che te andavo? E che come, che te andavo? Ma anche 5 milioni a sta volta. Io facevo un bubbin che sto in mezzo. Se sta un bel naso oggi, mocca ci damo. Mi senti fa tutto tu. Che non sapesse rompere veramente a seccia. I caracca un po' mangi con cazzo che moglie da casa. Ma che nacca la cazzo. Un po'. Ciao. Grazie. Una vecchia nata volta. Come mamma che mi stai buoni, belli buoni a morte, ma come? Ah, io sera ti imbattava in tuo canale. Come l'ha avuto Caraucio, come l'ha avuto Caraucio. Ma c'è che l'è morto, non è morto te. Come mi si muota la macchina, come mi si muota la macchina. Dopo che l'è morto, non è morto te. Faccio cazzo e come vai presso? Che le con mamma quando è morto, a mauto a girare noi. Non volevamo il resto con noi. E viene in capo.
Sono se deve scendere, quando muore chiamate ma carrozza che cavalli. Giorno dopo andiamo ai funerali, i cavalli. Però la sera prima, si vede Alfonso c'è, Ciruzzi e Mario Mero là. Lo compare lui. Mario Melo dice, andiamoci a piccolo togliarsi, i mani dice ma. Andiamoci, insomma. Mario Melo, bravo, e 2 anni, sono la vecchia. Ho morto là. Dice, si faceva sic sic. Mario Melo. Alla sera come condoglianza. E se ne va. Ci deve dare un traso. Oh sì, condoglianza. Alfonso gemite. Ma Geito ambazzisse. I cantanti. Ci passava un cazzo di dare morti. Ma ci da che le buone si schiuda. Sono fossi scemi, si sempre i cantanti chiamati. Certo, ma quello è morto, ci mi avesse cantato. Arrivo 200 euro di caparro. Se pigliamo un caparro e si sente. Facina a me trasi, certi modi di tutta viva. Trasi, pare pure certi modi di tutta viva. Aspettai forato. Chi sei qua? Ho morto là. La vecchia coppa la senza, chi si scendette a fumare, ma è chi la vecchia ho morto. E là voleva la mia del mondo. Guardavo il marito e guardava me. Mio marito mi conosceva, faceva. Ciao! O guardava me e faceva. Alberto, Ciruzzi! Faceva. Ciru, sta Bertucci il caffè! Alberto, Ciruzzi! Ciru, Alberto, Ciru, certi signori, non scetate, no! Lasciate sta parola! Certi signori, noi ce ne andiamo, veniamo domani mattina. A che ora stanno i funerali? E 10 a me! Sono se deve scendere, quando muore chiamate la carrozza di cavalli. La carrozza di cavalli. Giorno dopo 6 cavalli. I cavalli annanzi, la vecchia pista, tutta la gente pista a vecchia. A vecchia corta, chiatta. Chi li cavallo sente ne mangia qualcosa, ma le panza tutto. O prima cavalli di a vecchia ragazza ma fui la battaglia piazza chi la cavalli hai pure la televisione il tempo non è buono chi la cavalli sti cavalli che ne sempre cielo